Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 20 febbraio e quali influssi questi nati ricevono dalle costellazioni. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questi nati hanno alcune caratteristiche che adesso andiamo a vedere attraverso le quali appunto è possibile dare un'interpretazione dal punto di vista del loro carattere e delle loro predisposizioni. Per cominciare, a colpo d'occhio vediamo che le costellazioni attraversate dalla Luna in questa giornata sono 5, dunque sono pochi elementi, facili anche abbastanza da interpretare e dove c'è appunto l'assenza dell'elemento terra, dunque questo è un primo punto di partenza, ma non addentriamoci troppo in questa analisi così tecnica, vediamo invece che appunto essendo un quadrato composto da 5 costellazioni, i cicli esperienziali di questi nati sono riconducibili a un lasso temporale di 4 anni, dunque ogni 4 anni questi nati tenderanno a vivere situazioni più o meno simili. Inoltre, in aggiunta a questa descrizione, possiamo dire che il dominatore del mese della loro nascita, che è febbraio, è il dominatore Giove attraverso la costellazione Pesci, che è la reggente per quanto riguarda l'astrologia antica di questo mese, del mese di febbraio. Pertanto abbiamo un contributo di Giove molto importante, perché comunque Giove è apportatore di fortuna e all'eccesso apportatore di eccessi, perché tende ad amplificare moltissimo, sempre però mantenendo un influsso positivo, benigno. Giove è considerato fortuna major, dunque in ogni caso il suo contributo è sempre utile per i nati appunto che possono contare sui suoi influssi. Inoltre la prima costellazione, detta anche Stella Capo, visitata dalla Luna in questo giorno è la costellazione Leone. Abbiamo dunque il contributo di Giove e del Sole che rendono questi nati molto fortunati. Inoltre, oltre a questa fortuna data così da queste costellazioni, possiamo indicare che in particolare la loro fortuna è rivolta soprattutto da un punto di vista finanziario e di accrescimento. È possibile appunto che sceglieranno delle attività lavorative che prevedono o grandi margini di guadagno, in quanto probabilmente si occuperanno di settori del commercio che porterà loro molta fortuna, un grande accrescimento, oppure sceglieranno, se dovessero lavorare come lavoratori dipendenti, delle attività, dei ruoli dove è previsto un margine di carriera, anche perché sono destinati sicuramente a raggiungere posizioni notevoli o comunque fortunate da un punto di vista economico. Dunque questi nati assolutamente dal punto di vista economico possono stare sereni perché la fortuna li seguirà, li assisterà e sicuramente dal punto di vista economico nessuno di questi nati dovrà o avrà pensieri particolari. Per quanto riguarda invece il tipo di preferenze e di studi, sono portati come tutti quelli nati nel mese di febbraio ad interessarsi agli studi a 360 gradi, perché hanno veramente la capacità di apprendere o di trattare con materie anche le più disparate e sono tutte collegate agli studi superiori, perciò è possibile appunto che vadano a cercare materie umanistiche, filosofiche o collegate per esempio alla medicina, al diritto. Molti di loro potranno diventare uomini politici o donne della politica e pertanto in questo senso sono sicuramente
validi e molto predisposti, proprio ovunque ci sia la possibilità di crescere, questi nati si faranno notare. Eventualmente va bene anche la carriera bancaria o nelle amministrazioni dello Stato, questo è un possibile settore o ambito di loro interesse. L'unica cosa notevole da segnalare per questi nati, proprio a causa della costellazione Stella Capo Leone e della costellazione Ariete in chiusura, questa associazione diciamo così, dove l'elemento fuoco è molto forte e predominante, potranno patire di mal di testa un po' per tutta la vita. Questa è una prerogativa, una caratteristica con la quale dovranno fare un po' i conti, ma per il resto non ci sono grossissime cose da segnalare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi ricordo che se volete un approfondimento riguardante la vostra data di nascita non avete che da contattarmi per appunto concordare un consulto o uno studio scritto, altrimenti ci ritroviamo comunque qui con le previsioni quotidiane e con le indicazioni legate ai nati dei vari giorni. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, infine, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie sempre del vostro sostegno e della vostra compagnia. Un grandissimo abbraccio, buon proseguimento.